Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, colpo di politica del governo, colpo di politica del centrodestra su un tema per nulla secondario, anzi dirimente per un'agenda politica nitidamente di centrodestra, alternativa a un certo andazzo diciamo statalista tecnocratico italico che abbiamo ben presente. Il colpo di politica riguarda l'approvazione definitiva del piano casa che è appena avvenuta da pochi minuti in Senato. 5 giorni prima rispetto ai termini della scadenza per la conversione. Piano casa annunciato dalla Premier allo scorso meeting di Rimini, fortemente voluto dal ministro Matteo Salvini, che ha guidato il processo di ideazione e implementazione del piano casa, che si basa su tre pilastri su cui si può misurare la differenza proprio di visione di società e del mondo che c'è alla base di questo piano casa. Primo pilastro è un programma straordinario di interventi per il recupero e la manutenzione di 60.000 alloggi popolari attualmente non assegnabili per le condizioni in cui versano. Cioè non ci si rassegna al degrado, all'abbandono, all'incuria del patrimonio pubblico, ovvero che coinvolge la collettività, ovvero i contribuenti, ma si lavora per ottimizzarlo, per renderlo disponibile rispetto a chi ne ha diritto e bisogno. Per accelerare questo processo è previsto un pacchetto di semplificazioni, peraltro, parola chiave quanto mai, semplificazioni, e la nomina di un commissario straordinario. Il secondo pilastro è dedicato all'housing sociale, con risorse europee e nazionali destinate all'emergenza abitativa nei vari livelli di governo, da quello centrale agli enti locali. Cioè non retorica sull'emergenza abitativa, non di rado ideologica, ma risorse smobilitate messe sul housing sociale. Il terzo pilastro, che è molto rilevante se parliamo di visione del mondo, riguarda l'attivazione di investimenti privati per la costruzione di alloggi da affittare o vendere ai cittadini a prezzi calmierati, utilizzando anche qui la leva delle semplificazioni burocratiche rispetto alle quali l'investitore dovrà garantire su 100 alloggi realizzati almeno 70 destinati a questa tipologia di edilizia convenzionata. Quindi si incentiva con la sburocratizzazione, non è che si impone in modo dirigista tout court dall'alto, un progetto di edilizia convenzionata che va a favore di quella zona grigia, di quegli eterni ignorati, vessati, sbertucciati che sono il ceto medio italiano, sempre più spesso proletarizzato, in bilico su una proletarizzazione se non polverizzazione per l'andamento dell'economia sempre più irreale, che tiene sempre meno conto delle esigenze del ceto medio, per cui spesso questa fascia, che poi è la famosa maggioranza silenziosa, no? che manda avanti il paese, si trova cornuta e mazziata, per dirlo con un termine politologico, no? Perché magari da un punto di vista delle tabelle burocratiche non è sufficientemente povera da poter già usufruire dei benefici di legge previsti attualmente in termini di abitazioni, ma in realtà nei fatti non solo sufficientemente benestante, ma non ha sufficiente potere economico per attrezzarsi diversamente, e quindi è il ceto medio lasciato allo sbando e nel frattempo tartassato e usato come bancomat da troppi governi nel passato tecnocratici o di sinistra, ammesso ci sia poi stata una distinzione tra di essi. Ebbene no, questo terzo pilastro del piano casa è proprio una misura che va incontro a quel ceto medio, non solo, ma che rende palese la diversità di approccio sul tema casa, perché è cronaca politica recente, non c'è bisogno di, come dire, indulgere nella polemica, ma la casa da un punto di vista della sinistra italiana è sempre stata vista come un bene da aggredire, da sommergere di tasse, balzelli,
la moltiplicazione compulsiva dell'IMU, anche prima casa nei vari governi di sinistra, e tutto il carico burocratico fiscale, da aggredire, ma mai ovviamente però da tutelare come proprietà, perché poi invece se si parla per esempio di occupazioni abusive, la linea è quella di Ilaria Salis, quindi la casa come bene da aggredire e mai come bene da tutelare. Il piano casa approvato oggi definitivamente ribalta l'ottica, smobilita alloggi che sulla carta erano esistenti ma che nella realtà non eseguivano il compito per cui erano pensati, e cioè soddisfare le esigenze dell'edilizia popolare, e prevede un piano di edilizia convenzionata in collaborazione con i privati, perché privato non è una parolaccia, ma è una risorsa. Tutto questo ci fa dire che sì, il piano casa è un'ottima notizia, fa bene Matteo Salvini a dichiararsene orgoglioso, fa bene a ricordare, vale per il piano casa, ma per tutta l'azione di governo, che adesso bisogna correre. Grazie a tutti, a domattina.